È andato in scena ieri sera al Palacongressi uno degli eventi rock più attesi della provincia di questo 2025, organizzato dal Parco nell'ambito della rassegna Riflessi Culturali. Il concerto di stasera è la naturale cornice per una stagione che si presta ad essere di grande livello culturale e molto variegata. Stevie Hackett, il famoso chitarrista dei Genesis degli anni 70, più di 50 anni sulla breccia, ci offrirà uno spettacolo variegato che va dalla musica sua alla musica dei Genesis, soprattutto dall'album dell'Unbelievers in Broadway. Aspettiamo tutti l'inizio e sono convinto che sarà un bel concerto. Il primo di tanti appuntamenti, direttore, fino a maggio del 2026. Sì, quest'anno la novità è rappresentata dall'evento scolastico, perché abbiamo una serie di spettacoli mattinee per le scuole e non solo, ma i laboratori per le scuole, quindi 10 professionisti che faranno dalla recitazione alla scenica, alla preparazione, faranno dei corsi per giovani e anche per adulti. Ma un grande spettacolo stasera e soprattutto un grande pubblico alle tue spalle, vedo che c'è il teatro che si sta riempiendo e io sono particolarmente felice. È direttore artistico di una stagione voluta da un grande direttore che è Roberto Sciarratta, che stasera è particolarmente felice perché questo spettacolo l'ha voluto lui, Steve Hackett l'ha voluto lui, ha assistito alle prove, mi ha detto che è straordinario, suonerà per 155 minuti, per cui avremo proprio una serata di grande musica che inaugurerà una stagione, ci auguriamo noi, straordinaria. Alle 21 in punto sul palco del Palacongressi si è esibito Steve Hackett, il leggendario chitarrista dei Genesis, con lo spettacolo Genesis Grit, Lamb Highlight e Solo, un viaggio unico nella storia del progressive che ha celebrato i 50 anni di un album fondamentale come The Lamb Lies Down on Broadway. Lo spettacolo si è aperto con diversi brani della carriera solistica di Hackett, con l'esibizione dei vari solisti, dal basso al sax alle tastiere, particolarmente apprezzati dal pubblico presente in sala. La seconda parte dello spettacolo è tutta dedicata a una Lamb Selection con alcuni brani più amati dalla band dei Genesis, cui Hackett faceva parte, insieme a Peter Gabriel, Mike Rutherford, Phil Collins e Tony Banks. Quindi spazio a musiche del disco The Lamb Lies Down on Broadway. Il gran finale dello spettacolo, che ha fatto andare in visibilio il pubblico presente al Palacongressi, è stata l'esibizione della famosa Of Fifth of Fifth. Sono molto contento di essere in fabulous Agrigento. It's wonderful here. An amazing place. Very magical. And I hope we kind of add to the magic tonight with the stuff that you will hear. Some of it new, some of it very, very old. But questo canzone si chiama, I believe it's called, These Passing Clouds.